Viene emesso il 3 di gennaio un provvedimento di fermo e immediatamente dopo, il 4 di gennaio, viene emessa, perché vi ricordo era una domenica, viene emessa una misura cautelare e un MAE, un mandato di arresto internazionale. Questa persona rientra poi in Italia e riusciamo ad arrestarla. La notte tra il 5 e il 6 è rientrato in Italia. È rientrato in Italia, il padre lo è andato a prendere presso l'aeroporto, ma lì poi sono partite le nostre ricerche per individuare il soggetto, perché poi l'uomo si è fatto lasciare nei campi, non lontano da casa ma nei campi, e lì, per chi conosce la zona di Malcontenta, di notte si esce dal centro abitato, è completamente buio, non è semplice individuazione. Fintanto che l'uomo non si è visto costretto a rientrare presso la propria abitazione, e lì abbiamo fatto accesso e lo abbiamo assicurato alla giustizia. Tenerife, Madrid, Venezia sono le tappe di Salvagno, fuggito subito dopo aver freddato Sarna. La sera del 30 dicembre il ragazzo è stato caricato in auto fuori da un bar di Chirignago, dove era andato a fine serata. È stato caricato sotto minaccia a forza in un'autovettura. Riteniamo anche per le modalità dell'esecuzione che non ci sia una sola persona. Di lì la direzione verso Malcontenta, dove Sergio ha trovato la morte. È stata, a nostro avviso, per le modalità, un'esecuzione. Il colpo è stato sparato in modo ravvicinato e non ha avuto ovviamente scampo il povero 25enne, perché è morto sul colpo, un colpo sparato alla tempia. Tra le 2 e le 3 di notte. Il corpo sarà ritrovato il giorno dopo da un passante. Ora si cercano il complice e l'arma del delitto.